Una vera e propria bomba è appena esplosa in Premier League e le sue ripercussioni si fanno già sentire a Napoli. L'attaccante Victor Osimhen, che per mesi si è detto essere il principale obiettivo del Chelsea, sembra essere stato definitivamente escluso dai Blues. La notizia arriva direttamente dal giornalista sportivo Rudy Galetti, che ha rivelato che il club londinese ha cambiato completamente obiettivo e punta a un altro capocannoniere del panorama europeo. E così il futuro di Osimhen è ancora più incerto. Ora lasciate il vostro like, attivate la campanella e iscrivetevi al canale, perché questa telenovela di mercato promette forti emozioni, e noi seguiremo ogni capitolo con voi. Secondo Galetti, il Chelsea ha avuto ulteriori contatti con lo staff di Viktor Gyökeres, l'attaccante svedese che ha brillato per lo Sporting in Portogallo, con una stagione assolutamente pazzesca. 31 gol in 28 partite di campionato, e 44 gol e 11 assist in totale in questa stagione. Una cifra che, di per sé, attira l'attenzione. E ora il Chelsea è pronto ad aprire le casse. Si sta preparando un'offerta tra i 70 e i 75 milioni di euro. Una cifra simile alla clausola di Osimhen, ma con una percezione costi-benefici più favorevole, visto che Gyökeres è stato più costante e ha meno infortuni. Di conseguenza, Victor Osimhen non è più una priorità a Stamford Bridge e questo rappresenta sia un problema che un'opportunità per il Napoli. Il problema è evidente. Il club di De Laurentiis sperava di vendere il nigeriano per almeno 75 milioni di euro in estate, la cifra fissata nella sua clausola di uscita. Ma con il raffreddarsi dell'interesse del Chelsea, meno club in corsa significa meno pressione per un grande affare. L'opportunità, invece, è sul tavolo, ci sono altre parti interessate. Ma il Napoli potrebbe dover essere più flessibile o forse addirittura ripensare al destino di Osimhen. L'attaccante sogna ancora la Premier League, ma con il Chelsea fuori dai giochi, chi si farà avanti? Il PSG? Il Manchester United? L'Arsenal? O qualsiasi altro club disposto a fare un investimento così pesante? La finestra di mercato sta per aprirsi e il futuro di Osimhen rimane un enigma. E ora vogliamo sentire la vostra opinione. Pensate che il Napoli riuscirà a vendere Osimhen per la cifra che vuole? O il club dovrebbe considerare di tenere il giocatore per un'altra stagione? Lasciate la vostra opinione nei commenti. Questo è uno degli affari più attesi dell'estate e la vostra opinione è una parte fondamentale di questa conversazione.